calcio di rigore in favore dell'Atalanta per il tocco con il braccio di Osimhen sul colpo di testa ad opera di Toloi. Il calcio d'angolo arrivava da destra all'interno sinistro di Koopmeiners, attaccato il primo palo. Toloi ha scheggiato il pallone per spedirlo verso la porta con il braccio. Osimhen allargato destro, l'ha attaccato, poi una serie di carambole alla testa delle linee, riporta il pallone sul fondo dalla parte opposta per il corner, ma ripetiamo, si tratta di calcio di rigore e sul dischetto si presenta Lookman, l'ultimo arrivato praticamente in casa bergamasca. Andrà a calciare con breve rincorsa con il destro alla destra della nostra postazione. Meretta al centro dei pali, il direttore di gara, il signor Mariani della sezione di Aprilia, che va a dire al giocatore bergamasco: sistemati tu il pallone sul dischetto, io non lo voglio toccare, sistemalo bene. Ed infatti Lookman va a metterlo, a posizionarlo esattamente sulla macchia di gesso dagli 11 metri dalla porta del Napoli. Sono 3,5 metri, 4 forse di rincorsa, non di più. Si è spostato verso sinistra, andrà a battere quindi con il destro. Il fischio del direttore di gara in questo momento. Parte Lookman, parte il tiro in rete, l'Atalanta in vantaggio esattamente al minuto 19 nel corso del primo tempo. Cambia il parziale al Gevi Stadium di Bergamo. Ha segnato Lookman sul calcio di rigore, un calcio di rigore assolutamente perfetto con il destro, incrocio dei pali alla sinistra di Meret, palla poco sotto il 7, portiere dalla parte opposta. E non possiamo che dir bene di questo ragazzo, perché anche dal dischetto una freddezza incredibile. Mamma mia! Dalla bandierina in favore degli azzurri con la sfera che verrà calciata da Zelinski da sinistra con l'interno del piede destro. La traiettoria di rientrare rispetto alla porta di Musso. C'è anche però nei pressi Elmas, vediamo se scambieranno corto i due. Così è infatti Elmas, Zelinski, lato corto dell'area, entra nei 16 metri, il cross in mezzo pericoloso. Osimhen ha pareggiato il Napoli esattamente al minuto 23 nel corso del primo tempo, dopo aver subito la rete su calcio di rigore di Lookman. Osimhen non ha perdonato la palla all'interno dell'area di rigore, si è alzato, ha svettato il tuono del Napoli ed è riuscito a mettere con la testa, incrociando la traiettoria lì dove Musso non poteva arrivare. Sì, d'accordo tutto, poi però il Napoli ha questa capacità di creare palle gol che è clamorosa. Clamorosa Francesco, hai detto bene, perché nasce tutto da un calcio d'angolo scambiato tra Elmas e Zelinski e l'Atalanta si fa sorprendere. Zelinski da posizione comoda va a mettere una palla delicata e Osimhen, giocatore fantastico, gli basta appena staccare, perché chiaramente conosciamo le sue qualità sulle palle inattive, e trova il pareggio. Per quello che si è visto è il primo tiro in porta del Napoli, ma come dicevi giustamente te, quando hai grandi giocatori puoi anche fare solamente una giocata e trovare il gol. Osimhen va via, mette in mezzo il pallone, Lozano, sinistro, Elmas ha raddoppiato il Napoli esattamente al 35esimo minuto. Nel corso del primo tempo l'ha ribaltata il Napoli. Che cosa ha fatto Osimhen contro Demiral sulla corsia di destra? Un duello fisico tra due colossi. Ha avuto la meglio il nigeriano, che poi ha avuto anche la lucidità di entrare in area di rigore da destra, di vedere Elmas libero, gli ha ceduto palla, si è leggermente spostato lateralmente il numero 7 e poi con il sinistro è riuscito a chiudere comunque una traiettoria deviata da un paio di giocatori dell'Atalanta, ma finita comunque alle spalle di Musso. Il Napoli conduce per 2-1, siamo al 35esimo e insomma è il Napoli, è primo in classifica e c'è poco da fare. Francesco, cosa ha fatto? Abbiamo visto il braccio di ferro tra Demiral e Osimhen, l'unico errore di Demiral, che a un certo punto invece di metterla in calcio d'angolo questa palla ha cercato di rientrare con un colpo di tacco. Osimhen con la forza fisica ci ha creduto fino in fondo, e poi come hai detto te è stato bravissimo ad andare a servire un pallone sull'inserimento per vie centrali di Elmas, che è bravo a fintare e poi col piede sinistro a mettere la palla in rete. Ma direi mezzo gol, 3/4 del gol è di Osimhen. È finita. Il Napoli ha battuto al 49esimo e 20 secondi, ha fischiato il direttore di gara non concedendo ulteriore recupero, così come avrebbero voluto gli uomini di Gasperini e anche i tifosi dell'Atalanta. Ora tutti vanno incontro all'arbitro come a dirgli: ma perché non fai giocare? Siamo rimasti fermi per 1 minuto e mezzo, bisognava giocare ancora. L'arbitro ha detto che è finita, ha vinto il Napoli, ha battuto l'Atalanta per 2-1. Piove di tutto adesso in campo, proprio all'ingresso del tunnel che porta le squadre all'interno del terreno di gioco. Gasperini che va a dire
dire qualcosa all'arbitro, e l'arbitro, che invece non se ne dà per inteso, ha vinto il Napoli per 2-1 a Bergamo, vola in classifica a quota 35 la formazione di Luciano Spalletti al termine di una partita a dir poco esaltante.